La folle fuga contro mano dei banditi e una famiglia che si trova lungo la traiettoria del Far West. Un papà e una bimba di 6 anni sono ricoverati in serie condizioni all'ospedale perché la vettura sulla quale viaggiavano è stata speronata dai malviventi sabato notte a Castelfranco. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando sulla Castellana una pattuglia della radiomobile dei Carabinieri di Castelfranco ha intercettato un Alfa Romeo Giulietta che proveniva da Istrana della diretta Cittadella. L'Alfa era una macchina rubata a Cessalto martedì scorso. Quando i banditi si sono accorti di essere seguiti, hanno deciso di accelerare all'improvviso svoltando repentinamente e imboccando una via contromano al bivio del semaforo, proprio mentre dalla parte opposta arrivava l'automobile guidata da un 38enne di Riese, con lui in macchina, la figlia piccola. L'impatto è stato violentissimo, padre e figlia sono rimasti feriti piuttosto seriamente. I ladri che erano a bordo dell'auto rubata invece sono scesi in fretta e sono scappati a piedi nella campagna circostante. Aiutati dall'oscurità, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Erano in due. Pochi minuti dopo lo scontro, sul luogo dell'incidente è arrivata un'ambulanza del 118 chiamata dai Carabinieri. Padre e figlia trasportati d'urgenza all'ospedale di Castelfranco. Nel frattempo è scattata la caccia ai banditi. Sembra che si stessero preparando per dare l'assalto a qualche abitazione della zona.